nei suoi valori, che vi invito a leggere, nel suo programma, che trovate anche riassunto nel volantino che abbiamo distribuito, fa un costante richiamo ai valori della Repubblica, ai valori della democrazia e alla libertà intesa in maniera corretta. Il maggiore esponente dello schieramento avverso, questa è una situazione, parla spesso di libertà, ma ne dà una libertà che io ho trovato descritta nelle parole di un personaggio che fu fra gli elaboratori della Costituzione italiana. In un trattato, Piero Calamandrei scrive: i diritti di libertà non devono concepirsi come il recinto di filo spinato entro cui il singolo cerca scampo contro gli assalti della comunità ostile, ma piuttosto come la porta che gli consente di uscire dal suo piccolo giardino sulla strada e di portare di lì il suo contributo al lavoro comune. Io penso che il Partito Democratico sia la libertà senza filo spinato. Si sceglie il popolo della libertà, si infila in un recinto e secondo me perde di vista il valore fondante che è il concetto di comunità. Spero di non avervi annoiato. Per una riflessione più politica della mia vorrei a questo punto cedere la parola al nostro ospite. Vi presento Vladimiro Boccali, vice segretario del Partito Democratico dell'Umbria, il PIC con la Scolotti, come si dice, nonché assessore al Comune di Perugia per l'urbanistica. Magari facciamo un bel applauso. Credo che abbia centrato qual è l'obiettivo che abbiamo di fronte, quello di reinterpretare la storia migliore di questo paese.